giorno dopo siamo tornati alla Pavé, l'evento organizzato dalla Velostazione che ti fa fare un bellissimo giro attorno alla laguna di Venezia con rientro in ferry boat dedicato. Anche quest'anno partecipiamo alla lunga da circa 140 km e siamo appena partiti sempre da Parco San Giuliano. Il giro di quest'anno sarà un po' diverso rispetto all'anno scorso. Comunque indicativamente dal Parco San Giuliano si va verso Tessera, poi si raggiunge il Piave, dove si percorre un tratto di ciclovia del Piave fino a Jesolo per poi fare la pista ciclabile che porta fino a Punta Sabbioni, dove si prende il traghetto, si arriva a Piazzale Roma e poi si torna a Parco San Giuliano. Sono le 8:30 circa, con me c'è Davide e adesso siamo in cerca di un baretto per fare la seconda colazione. Sosta fatta, a 10 km circa a Tessera abbiamo trovato un baretto, Brioscina Caffè, e adesso siamo ripartiti. Al momento il percorso tra lunga e corta coincide, quindi c'è molta gente sulla strada, stiamo incontrando un sacco di ciclisti ci sono 500 iscritti come l'anno scorso, i posti tutti esauriti, quindi c'è un sacco di gente molto divertente. Rispetto all'anno scorso però il clima è un po' più freschetto, almeno al momento. Stamattina 13 gradi, gran nebbione per la strada per venire fino a Mestre, poi adesso sembra essersi dissolta, c'è un po' di foschia anche qui verso sinistra, però probabilmente avremo sole tutto il giorno. Quindi ancora per qualche chilometro col gilettino, dopo probabilmente si passa a tenuta completamente estiva. Eccoci qua, primo errore di giornata, andati fuori traccia di brutto. Adesso torniamo indietro e ci rimettiamo. Quando si parla e non si guarda mai la traccia, tra l'altro davanti a noi c'erano dei tipi che anche loro hanno sbagliato, noi abbiamo continuato a seguirli e quindi fuori traccia. Siamo a 40 km, ci stiamo spostando verso l'entroterra, siamo nel comune di Roncade e dobbiamo andare verso Fossalta, mi pare, dove c'è un ponte di barche con cui attraverseremo il Piave e inizieremo la discesa verso Jesolo. Sono già un paio di chilometri che praticamente ci sono solo viti a perdita d'occhio. Allora, al chilometro 52 ci siamo fermati alla prima sosta. Io adesso ho fatto pausa pipì e sono ripartiti tutti. Abbiamo trovato prima uno stradista a cui ci siamo attaccati, abbiamo fatto qualche chilometro ai 36-37 orari e dopo abbiamo trovato altri ragazzi, ci siamo accodati e siamo arrivati al primo ristoro. Banana, paninetto con l'uvetta, acqua. Adesso ripartiamo verso il chiosco Camporea dove c'è la seconda sosta. Prima faremo un bel ponte sulle barche che avevamo già fatto l'anno scorso.
Abbiamo appena fatto un tratto costeggiando il Piave, davvero molto bello, l'avevamo già fatto l'anno scorso, è un tratto nel bosco lungo le anse, molto scorrevole con qualche saliscendi, davvero divertentissimo. Adesso siamo saliti su un argine, sempre il Piave qui alla mia destra, e praticamente andiamo giù verso Jesolo. Abbiamo fatto, come ti dicevo, al 52esimo chilometro il primo ristoro, il secondo sarà abbastanza ravvicinato, tra 20 km, quindi ormai tra una quindicina di chilometri, dove ci dovrebbe essere anche una sorpresa a detta degli organizzatori, vedremo cos'è. Abbiamo abbandonato il Piave attraversandolo con il ponte in ferro, credo a San Donà, spero di non sbagliarmi, e adesso seguiamo probabilmente un taglio del Piave o comunque un canale lungo questa sterrata che ne segue le anse, anche questa bellissima, tenuta molto bene, fondo molto scorrevole, veramente veramente bellissimo questo tratto. Bene, anche seconda sosta fatta al chiosco Camporea. Ci eravamo fermati anche l'anno scorso per il primo ristoro. A questo ristoro banana, biscotti e sorpresina con sardelle alla griglia, molto buone, ho fatto pure il bis. Adesso siamo ripartiti, andiamo giù verso Jesolo, faremo io e Davide una piccola deviazione per andare a trovare un suo amico, ci beviamo una birretta e poi direzione Punta Sabbioni per arrivare entro le 3:30. 3:30 iniziano a imbarcare, alle 4 parte il ferry e quindi dobbiamo essere assolutamente là, altrimenti ci tocca fare giri strani. Ecco, adesso noi ci siamo staccati dal percorso, dovevamo girare a destra là, ma facciamo appunto questa deviazione per un saluto e una birretta veloci. Tanto sono insieme al 12:30, abbiamo tempo, quindi ci prendiamo questo lusso. Sosta Jesolo fatta, adesso siamo ripartiti. Questo tratto qui l'abbiamo già fatto l'anno scorso, si costeggia un canale e si arriva a una chiusa dove si attraversa il canale, poi l'ultimo tratto è sulla ciclabile, quella a sbalzo, sulla laguna. Siamo a 90 km, ne mancano circa 10 per arrivare all'imbarco, siamo ampiamente nei tempi, sono le 2, quindi adesso abbiamo tempo di andare con calma e mangiarci anche un gelatino prima di prendere il traghetto.
Le operazioni di carico sono iniziate un po' prima, sono le 3:30, adesso ci siamo seduti, siamo stati un po' qui sul molo, adesso andiamo su anche noi, così speriamo di essere tra i primi a scendere dopo, però se ci va male saremo stati gli ultimi a salire e gli ultimi a scendere. No, dai. È impressionante il numero di biciclette che sono già a bordo, ma ne mancano ancora. Beh, adesso non si vede, ma ne mancano ancora. Iscritti 500, che è la capienza massima del ferry. Di ritardo siamo partiti col battello da Punta Sabbioni e in poco più di un'oretta siamo arrivati e adesso non ci resta che fare l'ultimo tratto sulla ciclabile, quella della strada che porta appunto a Piazzale Roma. Non ci è andata bene quest'anno sul traghetto, siamo saliti verso gli ultimi ma poi ha attraccato dall'altra parte, quindi siamo stati gli ultimi anche a scendere. E adesso vediamo di recuperare un po' di posizioni, soprattutto per non trovare troppa coda alla birra a Parco San Giuliano. Facciamo il cin cin, dai. Vabbè, anche se è già bevuta. Bene, allora ci siamo bevuti una birretta, mangiato uno spuntino, adesso sono tornato alla macchina, metto via tutto e torno a casa. Anche quest'anno evento molto bello, organizzato davvero bene, la traccia bella anche quest'anno, diversa dall'anno scorso, forse un po' di più asfalto, però insomma abbiamo visto zone nuove, soprattutto per me che da queste parti non è che vengo così spesso. È stato molto bello sia la parte sul Piave, ma anche dopo giù per andare a Jesolo e dopo fino a Punta Sabbioni. La ciclabile, quella lì a sbalzo, davvero molto bella. Poi vabbè, come al solito il giro in traghetto è qualcosa, cioè vale la pena di venire a fare questo evento solo per il giro in traghetto, in ferry. C'è un ferry personale per tutti i partecipanti, si passa davanti a San Marco, quindi sì, solo per quello vale la pena. E poi tratto finale lungo la strada e festa finale. Ti lascio sotto in descrizione tutte le informazioni, eventualmente se vuoi partecipare il prossimo anno consiglio a iscriversi subito perché i posti vanno via abbastanza velocemente. Ti lascio anche il video dell'anno scorso, io spero che ti sia piaciuto anche questo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!